5 Stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar. Oh, no, io guarda, spero solamente che oggi tu piccolino sia un po' più buono, un po' più bravo, perché non si può, scusa. Ma io di solito sono bravo. Meno male. È che quando vengo qui con voi proprio divento diverso. Ma vi posso fare una domanda? Sì, una domanda è lecita, credo. Ma chi è dei due che prende l'accompagnamento? Già lo sai! Cominciamo bene oggi, avevi detto che eri buono. Scusa, che vuol dire prendere l'accompagnamento? Che ce l'aveva con te. No, ma che cosa vuol dire prendere l'accompagnamento? No, nel senso... è lui che ti accompagna, ho capito. Va bene, comunque avevi detto che eri buono. Sono buono. Sei buono, cosa ti è successo di bello? Ah, sono felice oggi. Sono tanto felice perché mi sono fidanzato, già lo sai. Così piccolino? E chi è la fortunata? Non la conosci? Beh, chiaro. Si chiama Darla. Come Darla? Darla. E che nome è Darla? Sarà Dalia? Darla è un nome, eh? Darla proprio, ma come non la conosco? Ma sei uscito con la mia ragazza? E se c'è un nome che sembra un consiglio? Darla. Ma cosa stai dicendo? Guarda, perché c'è una ragazza che si chiama Darla? Sì. Ah, non era Dalia? No. Era proprio Darla? Certo. Hai capito? Vabbè. Già lo sai. Ma già lo sai che cosa? Allora, guarda, ti chiedo un favore. A parte che allora tu c'hai un nome che è proprio piccolino, ok? Sei piccolo, quindi fammi il favore e lascia stare. L'ho fatto a lei il favore, gli ho fatto anche il regalo, gli ho fatto fare 3 ore di solfeggio. Già cosa lo sai. stai dicendo? Non dire queste cose. C'è le bambine che ci guardano anche, tra l'altro. Ma il solfeggio a scuola gli insegnano la musica. Ma tu di musica non capisco. Piccolino, comunque dimenticatela perché si è arruolata e è entrata nell'esercito, ok? Sicuro che non sia stato l'esercito a entrare in lei, vista la tendenza. Vuoi continuare ancora? Già lo sai. Cosa state dicendo? Ma vi siete messi d'accordo? Ma quando mai? Ma non lo conosco neanche. Sì, lo vi conoscete. Che state parlando? Ma piccolino, ma ti assomiglia a te, quindi non è... A me assomiglia. Già lo sai. Ma già lo sai che cosa? Vi posso fare una domanda? Ma è vero che per fare i bambini serve un uomo e una donna? Beh, certo. Allora voi siete nati in provetta, perché... No, ma non dire queste cose. Si ride pure. Già lo sai. Sì. Non lo dai un bacio, zio Paul? Daglielo un bacino. Dammelo un bacino. Un bacino, dai, un bacino. Già lo sai. Ma non fare questi dispetti. Mi è venuta una bella voglia in questo momento. Mamma mia. La voglia di pubblico. Ma è pieno di gente a casa che ci guarda. Saluta la gente che ci guarda. Da casa salutiamo. E ci sono anche tanti bambini. Tanti bambini che tutti amichetti miei. Tra l'altro mi è venuta un'altra voglia. Quale? La voglia di gomma. Gomma? Beh, un bel chewing gum ci sta bene. No, la gomma per cancellarvi a tutti e due. Che già già lo sai. Vabbè, io non so comunque cosa. Dai, vai a nanna, è tardi. Sì, è vero, vado a fare la nanna. Meno male. Però prima pregherina. Un'altra volta. Tutte le volte. Via, pregherina per piccolino. Eccoci qua. Bisogna pregare perché pregare è importante. Via, preghiamo. Preghiera. Caro Gesù, grazie per aver protetto la mia famiglia e tutti quelli che conosco. Giusto. Dai la possibilità, fai in modo che ci siano più bambini, più nascite, però falli fare in maniera naturale, perché sennò guarda che il risultato ne viene fuori. Con la preghiera. Già lo sai. Vabbè. Fai in modo... Caro Gesù, bambino a Natale, caro Gesù, fai in modo che lo zio Paul possa fare tanti spettacoli in giro con Pierpaolo e Stefano nei villaggi, nelle piazze e nei supermercati. Anche nei supermercati? No. Sì, perché lì c'è la mortadella buona. E quindi fai in modo che possano così diventare ricchi e famosi. Quella è una cosa bella. Questa è una cosa bella. Ma so che ci vorrebbe un miracolo. Ma miracoli non esistono, già lo sai. Piccolino, vattene a dormire, che tardi. 5 Stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar.